delibera, diciamo, come vorrei spiegare il mio atteggiamento. Non entro nel merito della delibera, perché io non ho saputo e non ho potuto vedere i contenuti di questa delibera, perché anche questa sono collegate a una serie di atti almeno 20 e dai momenti in cui è stata modificata non ho potuto. Ora, all'ordine del giorno abbiamo l'assestamento di bilancio, che è qualcosa che poteva essere primitivamente organizzato in un certo modo. I tempi in cui sono stati modificati per me non sono caratterizzati né dalla straordinarietà né dal numero che abbiamo, noi sono più frutto di una strategia che può dire non amministrativa. Presidente del Consiglio, io lo colleghi, cioè lei lo capisce questo, perché nella sua funzione di Presidente del Consiglio lei ha ricordi di legge dove deve garantire gli ordinamenti del Consiglio, cioè tutti i consiglieri sono di esclusione di nessuno, quindi lei è questo. Non per avere una qualsiasi strategia di ordine politico. Invece questo tipo di atteggiamento perché è sintomatico di quella strategia e non solo. Lei a parere mio e contestante le fa politica dal primo giorno che si è seduta su quella sedia e lei la politica non la può fare. Perché lei è un arbitro, è un terzo, è un imparziale, non può fare la politica. E non solo, ha fatto un video nel quale lei si è schierata apertamente a favore di un gruppo politico e a sfavore di un altro. Lei può fare, perché lei a fare la politica è bravo, è molto più bravo di me, ma lei si deve mettere per fare la politica. Non può fare la politica, perché questo è una politica ma io all'ordine del giorno gli ambiti del bilancio io non vi posso dire, perché il Presidente del Consiglio ha parlato una sua strategia politica, me li fa arrivare in poco tempo, me li fa arrivare sempre in tempi talmente ristretti, pensando che io poi in un tempo così ristretto ma ha ragione, il suo pensiero è giusto e valido, io non vi posso preparare. Al vestito di uno, gli anni consiglieri una alla volta, in maggioranza più posizioni stanno tutti quanti questo, e quindi gli assestamenti sono usati, perché non è di sé, Presidente la politica, lei non la può fare, lei si ostina, io glielo ho detto, per me anche bravo, ma si deve mettere. Il sindaco a Velde ha detto una volta una cosa che a me mi è impressa, ovvero quando l'hanno Caccioli lasciata da Presidente del Consiglio disse che lui faceva politica e aveva rapporti con la poi lei ha cambiato, perché poi le lo chiamavano anche terminata questa amministrazione, ha cambiato di nome. Se non è politica questa non la dovete spiegare, perché sono nero su bianco, perciò io ho un determinato atteggiamento rispetto a questa delibera, perché lei non fa il Presidente del Consiglio, viene a fare politica, e io ero il Presidente della politica può fare, però si deve mettere. Lei come consigliere validissimo, io lo ricordo, ha partecipato attivamente alla vita politica dell'amministrazione attivissimamente, con una strategia di sviluppo, ha portato avanti, si è cambiato, ma il Presidente del Consiglio no, proprio no. Ha chiamato prima la terminali, poi ha fatto determinati. Se noi dobbiamo parlare di libri, quando faremo lo scontro politico, poi ognuno ne risponderà nelle sedi e nei modi tutti. Oggi stiamo parlando di libri di bilancio e prega di rispondere per quelli che sono i giorni. Io posso pure capire la tua volontà e la tua discussione politica, però in questo non è il luogo del caso, la politica capitale di approvare provvedimenti che vanno per l'interesse del paese. Poi ci sono altri luoghi deputati dove abbiamo uno scontro politico sulla visione politica e di quello realizzativa. Presidente, poi consigliere fa il Presidente, cioè lei non può fare lo scontro politico con me, ma noi fate non ce l'abbiamo. Semplicemente regolare le cose. Lei ha chiamato malato terminale, ha detto determinate cose, ha fatto un fare futuro, le ha fatto un manifesto infinito a fine gennaio, poi va a fare un video di una sua amministrazione e non solo, la cosa più fastidiosa e capriciosa è che lei vuole fare il co-sindaco. Io sono confusa perché lei è il sindaco, il vice sindaco e il co-sindaco che poi parla del PUC e dei progetti territoriali. Io non dico che lei non è bravo, io faccio fatto di cappello, lei come politico è bravo, ma se vuole fare la politica si deve dire. Perché siamo a Camera dei libri di bilancio? Perché nei libri di bilancio, scusate, il caos di questa provocazione, una delibera, modifica la delibera,
Siamo all'interno delle norme che consentono comunicazioni sui termini, non abbiamo violato la legge, applichiamo la legge, ci atteniamo alla legge. Oggi è all'ordine del giorno dei libri, pregati di parlare dei libri e dei numeri. Se ha qualcosa da dire sui numeri e sugli amici, ben bene, altrimenti faremo un comizio e sentiremo il suo show politico, ci va anche bene, però parliamo e atteniamoci. Allora, il show sinceramente sono una cosa molto carina, vanno anche soprattutto i reali. Noi li possiamo fare perché lei è anche le riprese. Quindi i reali di show è una cosa che va avanti e non lo possiamo fare perché non c'è neanche la libertà di difendere. Poi andiamo avanti. Questa delibera ho detto che io non ho saputo e non ho potuto valutarla. E dico questo, vero che la legge prevede che introdurre invece ogni prima, ma lei dovrebbe avere la sensibilità e la maturità di sollecitare i burocrati e organi interni per farci notificare prima di creare il dibattito, perché come organi elettivi noi abbiamo solo il Consiglio Comunale in cui possiamo parlare. Se non abbiamo il tempo anche di scavare a fondo, di creare un collegamento, non possiamo. Quindi io sinceramente come sono state notificate le cose abbandonerò il Consiglio Comunale perché io non posso fare una discussione su queste cose. Però magari le volte vi dico un'altra volta, se bravo per ti devi dimettere. E poi segretario comunale faccio una dichiarazione con la discussione che ho avuto in merito al fatto che il Presidente del Consiglio viola tutte quelle che sono le normative previste sulla Presidenza del Consiglio quando la politica di Santa Anastasia e creando un appoggio al centro politico al posto di tanto siamo andati alla prefettura. Stasera non so, ci sono proprio perché ho capito. Allora, il fatto a me quello che ha colpito molto, a parte che sono più volte che gli atti, soprattutto sulla finanza comunale, devono essere almeno considerati quanti sono prima di una anche se devono mettere un punto, non dice, però non riusciamo a verificare le libere e le disponibilità, che se oggi noi ci troviamo a votare 200.000 euro di mezzo di bilancio, non è servito a sapere, io mi trovo a 7 anni prima. Lui è stato pronto, è stato autorizzato. Ah, dopo, stiamo dopo lo stesso, ci stiamo preparando, ok? Ci stiamo preparando per andare a votare per vedere di cui altro a me interessa più che altro quali erano i lavori, perché noi abbiamo detto che sono capi per titoli, quali erano i lavori che erano che diciamo facevano la somma che erano 100.000 euro, se quindi i primi progetti che loro stanno facendo le parità in politica, se c'era anche un mandato, un incarico a queste ditte, se era stato speciale, regolamentava un affidamento, con qualche disegno, con qualche documento che poi portasse a realizzare. Sono questi i temi che interessano, non per dire in generale il debito, 65.000 euro per capire i lavori pubblici, 70 euro è successo con il signor Silva, abbiamo fatto una verificata nel periodo di dicembre del 2014, abbiamo dovuto concedere comprare sale e questo potrebbe essere anche da parte nostra un tema che potremmo anche approvare, non sanno bene se non è successo, ma se noi non sappiamo perché noi non abbiamo avuto il tempo di documenti, non sappiamo di quanto tempo stiamo parlando e quindi ci porta come al solito a votare contro a questa cosa. Poi il fatto che mi allaccio a delle situazioni che sono state nell'intervista di ieri, che l'intervista è proveniente dal Consiglio Comunale, sono fatta ieri per giustificare, non possiamo spiegare quello che si portava al Consiglio Comunale. Sono stati una serie di esempi. Il Presidente del Consiglio, che non voleva fare politica, perché ha detto che lui, quando il sindaco era Presidente del Consiglio, non sapeva niente del Presidente del Consiglio, però ha detto anche Mario Gesù che queste cose non sono come del Presidente del Consiglio, ma tant'è che è andato a vedere che ha trovato un sacco di debiti sui
capitoli dell'edilizia, dei lavori pubblici soprattutto, sul PIP, i book, eccetera, eccetera. Queste cose, cioè, da capire bene il ruolo preciso del Presidente del Consiglio. Se adesso che il Presidente poteva sicuramente della scorsa amministrazione, cioè proprio lì, perché i tempi che sono comprati riguardano, lo sappiamo, le strade, l'asfalto, non c'è mai, no? Però c'è anche l'asfalto, non c'è anche tutti i cartelli, indietro non si torna, che abbiamo vinto la campagna del campo. Quando noi dicevamo, guardate, San Scarotto è passato, lo avete fatto con il bicentenario, lo avete fatto con le manifestazioni in cassa, con il bilancio in cassa, alla città di Solo, manifesti 3x4, là, tutto qua, tutti sono guardati. Ma questi soldi come l'hanno speso? Mi meraviglio che un responsabile importante dell'amministrazione, vicino all'amministrazione, non conoscesse la consistenza di quei eventi. Noi abbiamo denunciato anche dei gruppi, abbiamo denunciato tutti i giornali. Queste cose qua che noi avevamo detto e dicevano siete solo invidiosi perché l'unica cosa che avete fatto, poi ci troviamo all'improvviso a leggere le comunità di stampa che dicono che l'amministrazione ha fatto le cose corrette. Ma perché non si diceva prima? Perché non si è detto prima che erano qualche integrante fissa all'interno di quella maggioranza? Cioè non è possibile, non fare delle cose non deve essere. Cioè non dovrebbe essere, ma non dovrebbe essere. Cioè, l'avete scoperto solo oggi. L'avete scoperto oggi, mai parlare di punti di PIB. Sa bene che io ho mandato punti di insegnanti, e lui era, perché poi ho mandato una copia a tutti i consiglieri di cui parlavo, dicevo che io ho segnalato soprattutto il segretario generale dell'organizzazione, proprio ho chiesto anche ai responsabili del settore. Scusate, i PIB si potevano affidare, quindi la progettazione no, non si poteva affidare. Dei nuovi progetti che erano scaduti, perché non si poteva fare? Perché l'amministrazione passata, dove le parti, tutti quanti presenti, e mai assumere tanto, diciamo, peso dai PIB ormai dall'84, prima dall'84, non si è reso conto che nel 2011 sono scaduti i termini per replicare di nuovo i vincoli su quelle aree. Tanto è vero che mi sono fatto l'altra domanda, scusate, io non sono nulli questi piani, sono nulli perché non hanno seguito la procedura. Si doveva recuperare il vincolo sui terreni e poi si vedeva quello che doveva succedere. Tra l'altro i più vecchi non è come diceva il caro l'ex responsabile dell'edilizia privata che per motivi importanti non so quale poi negativo che hanno avuto non doveva andare. Il funzionario ci diceva Pomis, dove è succeduto al precedente e non c'è nessun argomento ostativo per bocciare quei piani. E qui stiamo veramente quindi sono piani che vengono da lontano. Io quando dicevo al sindaco precedente non li fate scadere perché siamo arrivati a dire definitivo, non mi stavo toccando niente, non volevo andare con l'amministrazione, era solo che volevo dare al paese perché queste zone sono necessari importanti per il dello sviluppo, sono passate tanti secoli. Cioè questi temi non so se potremmo poi ripagarli alla loro attività. Tanto è vero che c'è un po' un'altra notizia, chi ha vissuto il compagno ormai da un ventennio, si è arrivati nel comune del comune, almeno due, nel 2013 per rilevare che si era scegliendo con il giudice. Ci serve il vogliamo l'inizio, non che subito dietro, ma non è il problema che la sentenza, quindi io ho detto sì, dobbiamo indennizzaire il danno, non sarà 1 milione, sarà 2 10.000 euro, non sarà 10.000 euro, comunque un danno per la collettività. Queste cose purtroppo si devono dire se dobbiamo affrontare momenti così importanti. Noi non possiamo ogni volta ripetere le stesse cose, vi chiediamo per precedenti minuti di inviarci documenti non nei regolamenti del Consiglio Comunale, ma questi nei tempi che servono per la lettura di questi atti importanti. Non è un regolamento, sono repliche di piani, sono dinamici, che poi quello che stiamo parlando comunque
riguarda il bilancio del nostro ente. E quindi, voto contrario a questa delibera, la voto per le cose che ho detto. E se Mario Fumi dice che questa amministrazione è la continuità dell'altra amministrazione, lo dichiara in un libro, ma non è la continuità della passata amministrazione per quanto riguarda la finanza. Si parla che manca appunto del sindaco, quando fu comprato, quando fu comprata la macchina noleggiata, quando abbiamo speso i soldi inutili per prendere un'altra macchina, dobbiamo fare la cosa, ma sempre in paura. Quando è stata presa la macchina eravamo magari lontani, è inutile prendere una macchina in noleggio spendendo tanti soldi. Lo dice anche il sindaco, che non ho mai visto, il sindaco non ho mai visto quella macchina, ho visto una giù. Gli altri dicono, perché quella macchina è veramente uno schiaffo per la collettività. È stata una spesa inutile e che ha danneggiato anche poi quella dell'immagine del nostro gruppo, che non era un solo che non era necessario. E quella stessa macchina, per chi non lo sa, ha preso, ma siccome non l'abbiamo piacere, tu non c'eri, questo non c'eri, questa cosa l'abbiamo utilizzato 5 anni fa, e poi mi sei a questo punto, tanto cosa sei a questo punto. Quella macchina là ha preso le multe, la domenica sera, i giri a Fuciano, a Pezzi di Vento, a Giappire, prese molte ovvie del tempo, la macchina era sempre a causa di lei, cioè erano tutte qualcuna che doveva essere dimostrata. Un pago sia emergenza di Napoli, c'è il storico del Ponte di Signa, c'è stata a lavorare, quello che è stata serviva non la politica, quindi non l'abbiamo completata, l'abbiamo fatta come si dice, quindi per la benzina, quindi questo è il motivo per cui tu senti alcune cose, devi farti una cosa, non puoi intendere, cioè non puoi stare in silenzio su cose importanti come queste, perché queste cose vanno alla vita e non lo so permettere nessuno. Ti ringrazio. No, perché se ne Grazie Presidente. Allora, io prima di entrare nel merito dell'assestamento di bilancio, dove per fortuna vostra dirò poche cose, però voglio entrare nel merito anche di quello che diceva Raffaele prima di me, è che è vero che il nuovo regolamento rispetto a quello passato prevede 3 giorni, però è anche vero, e io sono pienamente d'accordo, che vi è la necessità, soprattutto con documenti così importanti e delicati e con tutto quello che ne è susseguito, di avere il tempo materiale per poter studiare le carte, per poter avere anche un'idea complessiva di quella che è la situazione. L'assessore Squillante ha fatto una breve relazione e io voglio riallacciarmi a quella partendo anche dalle varie lettere che il Collegio dei Revisori dei Conti ha scritto indirizzandole